Barbarigo è aperto alla persona. È proprio la nota caratteristica di ogni scuola che si dice cattolica. La persona dell'alunno, ma anche la persona del professore, del genitore, sono al centro della nostra cura educativa. Prendersi cura dell'altro è il nostro compito, ma è anche quello che ci rende pienamente gioiosi di quello che facciamo, proprio come ci ha ricordato Papa Francesco quando siamo stati in udienza da lui lo scorso anno per il centenario del Barbarigo. Prendersi cura della persona vuol dire conoscere i nomi dei nostri alunni, vuol dire accorgersi quando c'è qualcosa che non va dallo sguardo, oggi magari impedito anche dalla mascherina per il coronavirus, però semplicemente guardando negli occhi un ragazzo ti accorgi che ha bisogno di te e tu ci sei, devi esserci, perché è il tuo compito. Scuola della persona vuol dire anche valorizzare la dimensione spirituale, che è il completamento delle caratteristiche di una persona e della vita di una persona. E allora ecco anche i momenti che qui al Barbarigo cerchiamo di vivere, nella preghiera settimanale, nella possibilità di celebrare l'Eucaristia insieme una volta alla settimana prima dell'inizio delle lezioni, oppure attraverso i giovedì della parola, incontrandoci a leggere insieme qualche passaggio della parola di Dio, sulla quale sostiamo per riprendere poi con rinnovato vigore il nostro cammino scolastico. Tante piccole occasioni che fanno del Barbarigo una scuola speciale, perché attenta ai bisogni di ciascuno e sempre desiderosa di accompagnare nel cammino della vita e della crescita questi ragazzi straordinari che ci vengono donati. Salve a tutti, Barbarigo scuola aperta al mondo. E come ci si apre al mondo? Senz'altro conoscendo le lingue. Il Barbarigo ha da tanti anni una cura particolare per le lingue straniere. Alla secondaria di primo grado il bilinguismo è su inglese e spagnolo, ma è rinforzato dalla presenza di un lettore di madrelingua per l'inglese per almeno un paio di mesi e dallo studio della geografia in inglese con un lettore di madrelingua in compresenza con il docente di geografia e ancora con la possibilità di un laboratorio pomeridiano settimanale di inglese. Anche alle superiori parliamo di liceo scientifico, liceo classico e istituto tecnico economico. Abbiamo l'inglese, l'istituto tecnico economico ha anche lo spagnolo con una docente di madrelingua. Anche alle superiori allora abbiamo un lettore di madrelingua per un paio di mesi ogni anno. Abbiamo l'offerta di corsi di lingue pomeridiani che vanno dalla conversazione offerta ai ragazzi del biennio, ma conversazione fatta veramente molto bene, piacevole da un lato, ma che porta a ampliamento del vocabolario e al facilitare l'espressione nei ragazzi. Poi passiamo ai corsi per le certificazioni, il PET che dà il B1, il First Certificate che dà il B2 e il IELTS che può, diciamo, portare al C1 o B2, C1. Queste due ultime, il First e l'IELTS, sono le certificazioni che ormai sono richieste da moltissime università e dove in alcuni casi richiedono le certificazioni proprio, in altri casi richiedono un livello che si acquisisce certamente tramite questi corsi. Tra l'altro noi per i corsi del Cambridge, come si dice, e cioè il PET e il First, siamo anche centro di preparazione riconosciuto. Anche alle superiori, al biennio, c'è l'offerta della geografia in inglese, quindi chi è da noi dalle medie si ritrova a fare 5 anni di geografia, ovviamente programma
è diverso, ma in inglese, anche al biennio, sempre con un lettore di madrelingua, in compresenza col docente di geografia, di geostoria per la precisione, al biennio, e abbiamo dall'anno scorso al biennio le scienze in inglese, che è una delle opzioni che abbiamo offerto, abbiamo cominciato ad offrire dall'anno scorso ai ragazzi di terza e di quarta dei licei, o le scienze in inglese o il diritto economia o la robotica, e quindi anche lì un'altra opportunità. Nel terzo anno noi offriamo gli scambi con l'estero. Abbiamo da 20 anni ormai dei partenariati nell'ambito dell'Unione Europea, l'Erasmus, per progetti e viaggi, ovviamente, verso le scuole partner, Olanda, Spagna, Norvegia, Ungheria, Grecia. Ultima cosa, ai licei offriamo la possibilità del doppio diploma, che è la possibilità di studiare per un diploma americano di scuola superiore in contemporanea al diploma italiano di maturità. Si chiama doppio diploma perché appunto i ragazzi si trovano poi ad acquisire anche il diploma americano. Ultima cosa, normalmente alle quarte o alle quinte, più alle quinte, offriamo ospitalità a un'organizzazione che propone formazione e poi viaggi verso New York, il palazzo dell'ONU, le simulazioni dell'ONU, le simulazioni dei lavori dell'ONU, come lavorano le commissioni, le simulazioni di un'assemblea generale, e vengono fatte sperimentare dai ragazzi nell'ambito della formazione, ovviamente tutto in inglese, nell'ambito della formazione che viene fatta prima, e poi appunto ai ragazzi viene offerta la possibilità di andare a proprio New York per entrare nel palazzo dell'ONU. Detto questo, è chiaro che tutto ciò che è viaggi, quindi gli scambi e le simulazioni dell'ONU sul posto a New York, sono temporaneamente sospesi causa Covid. Però noi lavoriamo lo stesso nell'ambito dell'Erasmus con i nostri partner, quindi anche quest'anno ci organizzeremo attraverso videoconferenze perché i ragazzi continuino a interagire con i loro partner stranieri, come si poteva fare prima, e anche offriremo la possibilità della preparazione per le simulazioni dell'ONU online, ovviamente, ma sempre un valore aggiunto per la nostra scuola e per la preparazione di un ragazzo. Direi che a nostro parere l'offerta per le lingue è molto buona, anche solo l'insegnamento di classe lo curiamo molto, integrato con queste varie possibilità certamente è di qualità. Crediamo molto nelle lingue, ormai non è più pensabile che oggigiorno i ragazzi pensino a una vita chiusa nei confini del proprio paese, e quindi il primo passo è proprio quello. Per essere cittadini europei e del mondo, il primo passo è quello di potersi esprimere in un'altra lingua, almeno in inglese molto bene, possibilmente anche in qualche altra lingua oltre l'inglese. Siamo nel laboratorio di Chimica e Scienze dell'Istituto Barbarigo, un luogo molto importante dove si possono fare esperienze sia di biologia che di chimica. Abbiamo a disposizione degli strumenti molto importanti, dei microscopi che possono essere collegati anche alla televisione, con cui analizzare vetrini già preparati con tessuti di vario genere oppure da preparare ex novo.
È un laboratorio che va bene sia per i ragazzi delle medie, per gli esperimenti più semplici seguiti dall'insegnante di scienze, sia per le superiori, in particolare per il liceo scientifico. È un luogo molto importante dove poter mettere in pratica quello che i ragazzi imparano a lezione. Perché? Perché con la pratica alle volte si capisce e si impara meglio rispetto che tante parole. Allora qui in questo laboratorio abbastanza fornito con sali, con acidi, con basi, con solventi chiusi in appositi armadi per la sicurezza, possiamo fare reazioni sull'analisi del pH, sulla colorimetria, sulle titolazioni per vedere la concentrazione delle soluzioni, oppure possiamo fare anche analisi dalle più semplici per i ragazzi delle medie alle più complesse per le superiori sul DNA. Con delle apparecchiature apposite che abbiamo acquistato. Ecco, questo è un ambiente molto frequentato dai ragazzi e in cui si divertono, ma anche imparano molte cose. Buongiorno a tutti, benvenuti nel laboratorio di fisica del Barbarigo. Allora, oggi volevo presentarvi uno strumento che è presente nel nostro laboratorio, uno strumento molto famoso, che riproduce il moto rettilineo uniforme uniformemente accelerato, quindi il moto a velocità costante e il moto dato da un'accelerazione. Possiamo vedere questo strumento che è una guida a cuscino ad aria oppure una guidovia cosiddetta, ed è una sbarra d'alluminio di 3 metri di sezione triangolare, come vedete questo è un triangolo, con sopra, come vedete, adesso lo stacco per farvelo vedere, un carrellino con una sezione anch'esso triangolare per adattarsi a questa guida. Questa guida diciamo è caratterizzata dal fatto di avere dei fori qui lungo la sua lunghezza da cui fuoriesce dell'aria che crea un piccolo strato tra la nostra guidovia, la nostra rotaia e questo piccolo carrellino, simulando l'assenza di attrito. Ora, se io con questo dispositivo stacco l'elettromagnete che tiene attaccata questo piccolo carrellino all'inizio della rotaia, posso vedere come simulo il moto senza attrito in 2 modi. Allora, per il primo tratto, cioè finché il carrellino è tenuto fermo dal filo, ho un'accelerazione perché l'accelerazione è data dal mio pesetto. Nel secondo tratto del mio moto invece ho un moto rettilineo uniforme. Cosa vuol dire? Velocità costante, come prima accennavo, cioè il carrellino si muoverà sempre alla stessa velocità. Cosa serve? Innanzitutto per simulare appunto il moto senza attrito, perché noi sulla Terra abbiamo sempre un moto con attrito, in qualsiasi tipo di caso. E come vedete possiamo anche calcolare con questo strumento i secondi che ci mette il carrellino per andare per esempio da questa distanza a questa distanza, possiamo anche spostarla e quindi calcolare come si muove il nostro corpo. Allora, abbiamo visto questo esperimento pratico che si può fare insomma, con questo strumento da laboratorio. E possiamo dire anche che la fisica in generale c'è come materia di indirizzo al liceo scientifico sia tradizionale che opzione scienze applicate, e alle medie la si può trovare in forma di scienze, assolutamente presente anche nelle scienze biologia, poi c'è anche appunto la parte di fisica. Ci troviamo nella musica dell'Istituto Barbarigo. Dietro le mie spalle vedete diversi strumenti musicali, perché l'Istituto Barbarigo vanta di una lunga tradizione musicale, portata avanti da Don Floriano Riondato. Mi chiamo Maria Chiara Bassi, sono un'insegnante al Barbarigo e presidente dell'associazione Amici di Don Floriano. Insieme all'Istituto Barbarigo proponiamo dei progetti musicali e dei corsi di strumento musicale. L'Istituto Barbarigo è sempre stato attento a sviluppare i talenti musicali, ma anche ad affinare la sensibilità e la cultura musicale dei propri allievi. Vediamo nel dettaglio l'offerta musicale che viene proposta
nella scuola media. Abbiamo due opzioni, l'opzione A e l'opzione B. Nell'opzione A il ragazzo sceglie lo strumento che desidera. Abbiamo l'offerta del musico strumentale classici e quelli moderni, quindi sax, clarinetto, pianoforte, batteria, percussioni, violoncello, eccetera. Concorda l'orario con il docente. La lezione settimanale di strumento si terrà nelle ore pomeridiane nelle aule dell'istituto. L'opzione B è un potenziamento musicale. Al pacchetto dell'opzione A viene offerto una opportunità. Il ragazzo può partecipare al corso collettivo gratuito che si tiene il mercoledì dalle 14:30 alle 15:30. È di informatica musicale, di orchestra e di coro. Il docente di strumento partecipa ai consigli di classe e dà il voto nel primo e nel secondo quadrimestre. Vediamo ora cosa succede nei licei e nell'istituto tecnico. Anche qui abbiamo l'opportunità di due opzioni. L'opzione A, il ragazzo sceglie sempre lo strumento, quindi può anche portarlo avanti se ha già delle competenze acquisite nella scuola media. Concorda l'orario con il docente, la lezione settimanale nelle ore pomeridiane e nelle aule dell'Istituto Barbarigo. Anche qui abbiamo un pacchetto che è un plus per la musica nella opzione B. Lo strumento che diventa curriculare, cioè proprio è materia, come se fosse inglese, matematica e italiano. All'opzione A si aggiunge che il docente partecipa anche qui ai consigli di classe e mette il voto nella scheda del primo e del secondo quadrimestre. I ragazzi iscritti ai corsi musicali possono partecipare ai progetti e agli scambi anche musicali con l'estero e ai concerti natalizi e di fine anno. Bene, vivi la musica con noi. Per ulteriori informazioni fai riferimento ai contatti che vedi in sovraimpressione.